La produzione industriale del Friuli Venezia Giulia conferma il trend di crescita anche se più contenuto. L'indagine congiunturale di Confindustria sottolinea i segnali positivi sulle vendite e aumenta l'occupazione. Vinto dalla malattia è morto questa mattina il sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, lascia la moglie e 2 bambini, proclamati 3 giorni di lutto cittadino. I funerali saranno celebrati mercoledì a Plaino all'aperto. L'omicidio per droga di Mortegliano è tornato in aula, hanno parlato i medici legali di accusa e difesa, trovandosi d'accordo su gran parte della ricostruzione, non sul particolare su cui si gioca il processo, una ferita alla schiena. Il caso di positività di un alunno della scuola primaria di San Giorgio della Richinvelde ha fatto già scattare quarantena ed ha da casa 15 compagni di classe e una quarantina di bambini che hanno condiviso lo scuolabus. Udinese-Napoli è la sfida per il primato, partenopei con pari o vittoria in testa alla classifica. In caso di colpaccio dei bianconeri la quota 10 varrebbe la coabitazione con le milanesi, l'ultima volta che accade fu con Guidolin nel 2011. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con l'analisi di Confindustria sull'andamento dell'economia in Friuli Venezia Giulia. La produzione continua a crescere anche se il trend risulta più contenuto, aumenta anche l'occupazione. Segnali questi che riguardano il Friuli Venezia Giulia che oggi sono stati messi in evidenza anche dai big della politica giunti in regione per la campagna elettorale. Ma partiamo subito con i dati di Confindustria. Più 2,9% sul trimestre precedente e più 53,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Continua a marciare con un netto segno più il settore industriale del Friuli Venezia Giulia, secondo l'indagine congiunturale di Confindustria. Un tasso più contenuto rispetto al primo trimestre del 2021, che aveva fatto segnare un più 5%, ma comunque una crescita netta dopo un periodo di forte difficoltà come quello del lockdown. Le vendite fanno registrare un più 3,6%, con un picco di 7,1% positivo per il mercato domestico. L'occupazione segue il trend di miglioramento con uno 0,7% in più. Ma è rispetto allo stesso trimestre del 2020 che questi dati assumono proporzioni significative, più 53,1% della produzione industriale, passato dal meno 19,4% dello scorso anno al più 33,7% di questo. Stessa cosa per le vendite, al più 37%, in cui quelle in Italia sono passate dal più 3,8% del 2020 al più 49,1% attuale. Le aspettative sul terzo trimestre di quest'anno sono quindi positive. L'andamento positivo degli indicatori, ha spiegato il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, è spiegabile con il recupero delle posizioni perse durante la fase più buia dell'epidemia. La vera sfida ora consiste nel trasformare tale crescita in strutturale. Ci sono alcune priorità non più rinviabili per rilanciare la crescita e lo sviluppo, prosegue Bono. L'Italia deve imparare a fare squadra, a comprendere che solo attraverso l'impegno di tutti e che solo attraverso la consapevolezza del bene collettivo quale patrimonio comune da tutelare e valorizzare si può arrivare a un paese al passo con i tempi. Si diceva delle visite in regione dei big della politica per la campagna elettorale, tra questi il segretario della Lega Matteo Salvini che ha detto questo è un territorio che corre e che traina. Ha incontrato questa mattina a Trieste, oltre ai rappresentanti istituzionali, al presidente Fedriga, anche le categorie economiche, indicando quelle che ritiene le priorità, il taglio delle tasse, tra l'altro la revisione del codice degli appalti. Nessun problema all'interno della Lega tra pro e Novax, ha detto sul tema Green Pass, ha ribadito l'importanza di trovare un equilibrio tra tutela del diritto alla salute e diritto al lavoro. Poi sul tema immigrazione ha attaccato il ministro Lamorgese e ha detto il valico a nord-est è un colabrodo. Una regione che corre in salute. Matteo Salvini descrive così il Friuli Venezia Giulia dopo l'incontro con i vertici delle categorie economiche del territorio nella sede della regione in Piazza Unità a Trieste, accompagnato dal governatore Massimiliano Fedriga. Recepisco e trasformerò in battaglia politica della Lega al governo e in Parlamento i suggerimenti. Quindi taglio delle tasse, e quindi il tema della flat tax, revisione del codice degli appalti, il no all'aumento dell'IMU, l'intervento sulle bollette della luce e del gas perché paghiamo troppo rispetto agli altri competitor e quindi ribadisco la mia richiesta al Presidente Draghi tagliare, questo lo può fare il governo anche oggi, una parte dell'IVA e delle tasse sulla bolletta della luce e del gas e spero che lo capiscano anche PD e 5 Stelle che
che invece passano il tempo a parlare di droga, ius soli, di DL Zan, legge elettorale. Il Green Pass deve servire a impedire nuove chiusure, ha sottolineato poi Salvini, verso il quale c'è stata una microscopica contestazione di un piccolissimo gruppo di Novax, mentre il segretario del Carroccio chiudeva le polemiche interne al suo movimento. Vaccinato, tamponato, però questa mia libera scelta non mi permette di imporre la mia libera scelta sul capo di qualcun altro, men che meno di un bimbo e di un ragazzino. Ecco, quando sento qualcuno parlare con semplicità di obbligo vaccinale per i bimbi e i ragazzi, fermi tutti. Non è poi mancato il riferimento ai confini e le critiche al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Abbiamo un ottimo ministro dell'Interno che a tutto vede e provvede. E infatti i dati dicono che sta lavorando benissimo. Diciamo che 45.000 ingressi solo via mare nell'anno del Covid e del Green Pass obbligatorio per gli operai per andare in fabbrica sono un insulto. Si può intervenire? Sì, deve intervenire l'Europa? Sì. Da ministro venivo in questo palazzo ma ragionavo con i colleghi sloveni, austriaci, francesi, tedeschi, spagnoli, adesso mi sembra che l'Italia sia da sola. Non possiamo permetterci altre decine di migliaia di ingressi anche perché il valico qua a nord-est è un colabrodo. Il problema non è solo a Lampedusa in Calabria, il problema è anche a Trieste e a Ventimiglia, non ce lo possiamo permettere. Andare oltre al periodo di emergenza, ragionare su come ricostruire il paese, così il presidente della regione Fedriga dopo l'incontro con Salvini si è soffermato anche sul rapporto con gli imprenditori del territorio, indispensabile, dice questo che ha garantito la tenuta del sistema. Sentiamo il governatore. E noi diciamo che il rapporto con il tessuto produttivo è fondamentale perché i risultati che abbiamo ottenuto in Friuli Venezia Giulia non è stato semplicemente opera delle politiche regionali che mi auguro siano servite, ma anche opera della grande collaborazione e dell'impegno che tutte le realtà produttive della nostra regione ci hanno messo. Non a caso i dati anche del 2020 testimoniano che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia che ha tenuto dal punto di vista dell'occupazione. Vuol dire che le nostre imprese ci hanno creduto, che i nostri lavoratori ci hanno creduto e dobbiamo andare avanti perché ovviamente una cosa è superare il periodo di emergenza, una cosa è prevedere una crescita strutturale e una ripresa strutturale post pandemia. Dopo le parole del segretario della Lega Matteo Salvini, anche il governatore Massimiliano Fedriga getta acqua sul fuoco delle polemiche tutte interne al Carroccio tra chi è pro Green Pass, i governatori e il ministro Giancarlo Giorgetti, e chi invece non vuole misure restrittive. Noi abbiamo avuto sicuramente un confronto interno, ma sempre diciamo di leale collaborazione dentro la Lega con una linea che poi di cui il segretario fa la sintesi, quindi su questo anche l'incontro che abbiamo fatto con lui, con i governatori, con un documento condiviso e anche su questo siamo riusciti. Ovviamente da primo partito sensibilità diverse ci sono, ma il segretario che ha l'onore e l'onore di fare la sintesi mi sembra che è riuscito a farla benissimo. È stato un incontro piuttosto costruttivo, ora ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti, così la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dopo il confronto con Salvini. Presidente, oggi un incontro con Matteo Salvini e il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Di cosa si è parlato? Si è parlato delle necessità delle imprese, di quello che abbiamo bisogno venga portato sul tavolo del Consiglio dei Ministri. L'onorevole Salvini ha ascoltato, ha anche commentato determinate problematiche che abbiamo posto. Le principali sono un problema di formazione, un problema di natalità perché fra poco non avremo più nessuno da formare, una necessità di immigrazione qualificata per poi scendere più nel dettaglio, parlare di estensione dell'ecobonus, di materie prime, di energia, di tassazione. Direi un incontro piuttosto costruttivo. Adesso ci aspettiamo di vedere questi temi portati avanti con sempre più forza a livello di Consiglio dei Ministri. 100 giorni, questa è la deadline per il PNRR, una sfida che l'Italia non può e non deve fallire, e si parla tanto di semplificazione. Vi aspettate però dalle parole ai fatti? Assolutamente sì, anche perché se non ci fossero i fatti perderemmo un'opportunità incredibile. Il punto principale del PNRR che ho proprio posto all'onorevole Salvini oggi è il fatto che sì, va bene parlare di piani per lo sviluppo di servizi, quindi infrastrutture fondamentalmente, ma noi abbiamo anche bisogno che venga definita una politica industriale di lungo periodo in modo tale che i fondi in questo momento a disposizione vadano ad incrementare la capacità produttiva delle nostre imprese.
Oggi in regione anche Graziano Del Rio, deputato del Partito Democratico, che ha affrontato proprio le tematiche legate alla demografia, alle politiche per la famiglia. Era oggi a San Vito al Tagliamento e a Pordenone, ha risposto anche alla Lega: noi con Draghi governiamo benissimo. Noi abbiamo già fatto approvare una legge che è stata votata da tutto il Parlamento e che porta la mia prima firma per sostenere le famiglie ogni mese nel loro compito di educare e di crescere i figli. L'Italia è un paese che non ha più crescita demografica, perdiamo popolazione ogni anno, è una crisi gravissima e in tutti i paesi europei hanno invertito questo calo della natalità, aiutando di più le famiglie, a cui un figlio costa circa 800 euro al mese, quindi cominciare a dare un assegno mensile a tutte le famiglie. Oggi le famiglie degli autonomi, per esempio, non percepiscono gli assegni al nucleo familiare, invece con questa nuova legge già dal luglio abbiamo cominciato a sostenere per ogni figlio un assegno che ovviamente diminuisce al crescere del reddito personale, ma questa è una misura che in tutta Europa ha funzionato e finalmente è realtà anche in Italia. Il Presidente Draghi e il Papa l'hanno definito una rivoluzione epocale, questa dell'assegno unico, e vogliamo che la gente lo conosca, lo usi e che aiuti il nostro Paese a uscire da questa crisi. La Lega ha detto che si fa fatica a governare col PD. Ma noi invece non facciamo nessuna fatica a governare col Presidente Draghi, perché le scelte che fa sono sagge, stanno portando fuori il nostro Paese da una crisi vera, grazie al Piano Nazionale di Ripresa, 200 miliardi a disposizione degli enti locali, delle regioni, delle famiglie, delle imprese italiane. A noi pare invece di essere sulla strada giusta, spero che chi è al governo continui con lealtà il suo supporto al Presidente Draghi. Vinto dalla malattia, è morto questa mattina in ospedale a Udine il sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro. Lascia la moglie e 2 bambini. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto cittadino. I funerali saranno celebrati mercoledì all'aperto. Adesso la vice sindaco Laura Sandruvi dovrà essere nominata reggente del comune dal prefetto. È molto probabile che poi si vada ad elezioni anticipate. Pagnacco in lutto per la scomparsa del sindaco Luca Mazzaro, di 48 anni. Il primo cittadino, malato da tempo, è morto questa mattina in ospedale, dove era ricoverato da ieri sera per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Mazzaro, al secondo mandato da sindaco, fino all'ultimo ha lottato contro la malattia e ha mantenuto gli impegni istituzionali fino a quando gli è stato possibile. Il funerale si svolgerà mercoledì alle 16 nel parco adiacente alla chiesa di San Floriano Martire di Plaino, così da consentire al numero maggiore possibile di persone di seguire la cerimonia. Questo pomeriggio la vice sindaco Laura Sandruvi ha firmato l'ordinanza con la quale sono stati proclamati 3 giorni di lutto cittadino, da oggi e fino a mercoledì 22 compreso. L'amministrazione ha invitato cittadini, attività produttive e commerciali ed associazioni a sospendere le attività in segno di raccoglimento durante la celebrazione del funerale. Le attività degli uffici comunali saranno sospese dalle 14 in poi, fatti salvi i servizi pubblici essenziali. Luca Mazzaro lascia la moglie Stefania e i figli Marco e Alessandro, che frequentano uno le scuole medie, l'altro le elementari. Nel 2019 era stato confermato sindaco con 2.193 voti, pari a oltre il 70% delle preferenze. Oggi era prevista una seduta della giunta comunale, che naturalmente è stata rinviata. Ora la vice sindaco Laura Sandruvi dovrà essere nominata reggente del comune dal prefetto, che è stato informato della morte del sindaco Mazzaro assieme al presidente della regione. Essendo l'amministrazione a metà mandato, è molto probabile che si vada ad elezioni anticipate. Veramente siamo affranti, dispiaciuti. Io conoscevo Luca da tantissimi anni, avevamo collaborato insieme su tante iniziative. In questo momento mi sento di esprimere la vicinanza alla sua famiglia, alla moglie, ai figli in particolare, e a tutti i suoi cari e a tutta la comunità di Pagnacco, perché è veramente un momento, insomma, di grande sconforto. Tante le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa del sindaco di Pagnacco. Era un uomo capace, onesto e attento alle esigenze del proprio territorio, ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Scompare un amministratore capace, onesto, attento alle esigenze del proprio territorio, in particolare del comune di Pagnacco, ha aggiunto il primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini. E poi le parole dell'assessore regionale alle attività produttive, Bini. Luca è stata una persona che ha avuto la fortuna di incrociare
lasciare nella mia vita, un uomo, un sindaco che tanto ha dato alla sua comunità, al Friuli Venezia Giulia. È stato un fermo ma leale oppositore dell'amministrazione regionale che ho guidato, commenta la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, ma pure nella durezza della dialettica ha sempre mantenuto equilibrio e coerenza, anche condividendo obiettivi di interesse generale. L'omicidio per droga di Mortegliano è tornato in aula. Oggi hanno parlato i medici legali di accusa e difesa, trovandosi d'accordo su gran parte della ricostruzione della vicenda, ma non sul particolare su cui si gioca il processo, una ferita alla schiena. Omicidio per droga di Mortegliano, tutto si gioca su una ferita nella schiena della vittima. Oggi, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Udine, a carico di Raimondo Raiola per l'uccisione di Ramani Zazai, hanno parlato i medici legali dell'accusa e della difesa. I due concordano su gran parte della dinamica, ma c'è un punto sul quale divergono e che cambia radicalmente lo scenario. Raiola aveva ammesso di aver rapinato Zazai dei soldi destinati all'acquisto di stupefacenti il 6 giugno 2020, ma aveva raccontato che il proiettile mortale era partito quando colpì la vittima con il calcio della sua beretta. In base all'autopsia, per il medico legale dell'accusa, Antonello Cirnelli, il colpo fu esploso da 5-10 cm dalla testa di Zazai. Il proiettile entrò nel padiglione auricolare sinistro per uscire dalla parte sinistra del cranio, sopra la fronte. Il colpo fu quindi sparato dal basso verso l'alto o da dietro mentre la vittima era piegata in avanti, cosa più probabile. Nella schiena di Zazai, Cirnelli però non ha trovato contusioni, ma solo un'escariazione formata da due linee parallele e ha escluso che Raiola abbia colpito la vittima con l'impugnatura dell'arma. Una perizia sottoscritta quasi completamente dal medico legale della difesa, Alfonso De Maglio, per il quale l'escoriazione è compatibile con parte del calcio della beretta. Al momento dell'impatto, Zazai avrebbe potuto inarcare la schiena e l'urto causare l'esplosione del colpo. Le difese hanno dunque anticipato la richiesta di un esperimento giudiziario per chiarire tale dinamica. Davanti ai giudici hanno testimoniato anche i carabinieri del RIS di Parma, che hanno cercato tracce di arma da fuoco sugli indimenti di Raiola e Zazai. Sui primi sono state trovate 388 particelle compatibili con un'esplosione di pistola, sui secondi appena 6. Una differenza significativa, spiegabile però da un malfunzionamento del meccanismo di espulsione del bossolo della beretta, particolare raccontato da Raiola durante gli interrogatori. Un cacciatore di 55 anni di Dolegna del Collio ha riportato una seria ferita alla gamba raggiunta accidentalmente da un colpo di fucile mentre si trovava nei boschi e stava riponendo l'arma. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine e non sarebbe in pericolo di vita. Una giovane studentessa invece è rimasta ferita a Udine dopo essere stata urtata da un bus di linea in Viale Trieste all'uscita di scuola mentre stava attraversando la strada. Ha riportato lesioni non gravi che sono state medicate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E a proposito di scuola, manifestazione in piazza San Giacomo a Udine questa sera del movimento Priorità alla scuola per chiedere maggiore attenzione ai problemi dell'istruzione pubblica come precariato e strutture inadeguate. Presenti anche diversi consiglieri comunali e regionali. Manifestazione oggi in piazza San Giacomo del movimento Priorità alla scuola, quali sono le vostre richieste? Allora, noi siamo qui in piazza a dare voce alla comunità, abbiamo chiamato all'appello rappresentanze politiche, sindacali, di associazioni, comitati, studenti, proprio per parlare di scuola, dare appunto priorità alla scuola. La scuola, diciamo che noi guardiamo a una cura, una vera cura per la scuola, che è una scuola che guarda al futuro, perché la scuola è l'essenza della nostra comunità, del nostro vivere, quindi il nostro manifesto e i punti principali sono sicuramente l'istruzione al 100%, e sicuramente affrontare il problema del precariato per gli insegnanti, e potenziare i trasporti, e potenziare anche le strutture, arricchire anche gli spazi che le scuole offrono per gli studenti, arricchire anche il piano dell'offerta formativa, offrire qualcosa di più ai giovani che meritano perché sono il nostro futuro. Un bambino positivo a scuola ne fa finire in quarantena una cinquantina, è successo a San Giorgio della Richinvelda.
Nemmeno il tempo di iniziare le lezioni e già tornano quarantene e DAD. Accade alla scuola primaria De Amicis a San Giorgio della Richinvelda, dove si è scoperta nel fine settimana la positività di un bambino sottoposto al test dopo che aveva accusato qualche malessere. Da lì è scattato il tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione di ASFO, che ha coinvolto compagni, insegnanti ed eventuali contatti intercorsi nel trasporto pubblico. A occuparsi della questione anche il sindaco Michele Leon, l'assessore Luca Leon e il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento, Roberto Arancio, che ne ha dato comunicazioni agli interessati anche attraverso il registro elettronico. Al momento sono in quarantena la quindicina di compagni di classe del bimbo positivo, con l'attivazione della DAD, e una quarantina di altri studenti che con lui hanno condiviso lo scuolabus. I tamponi saranno effettuati domani dal Dipartimento di Prevenzione di ASFO. Risultati alla mano, scatteranno le contromisure. Senza ulteriori positività, i bambini potrebbero anche ritornare in classe in settimana, altrimenti, se emergessero altri contagi, le quarantene e i tracciamenti si allargherebbero inevitabilmente. In totale, la primaria De Amicis conta 166 alunni divisi in 10 classi. Dopo pochi giorni di lezione, la scuola è già alle prese con uno stop forzato. Il bollettino Covid segnala una persona morta in regione, 11 ricoverate in terapia intensiva, 48 accolte in altri reparti, 32 i nuovi casi di Covid su quasi 2000 tamponi eseguiti, un contagio tra gli operatori delle case di riposo. Le persone attualmente in isolamento sono 1258. Nuova commessa da 10 milioni per la pordenonese Cimolai. Cimolai Architectural, l'azienda specializzata in facciate strutturali ed involucri architettonici complessi, nata dalla fusione di Facade e Cimolai ASC, si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio, disegnata dall'architetto Santiago Calatrava. I lavori, del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, rientrano nel piano di ammodernamento della stazione e prevedono l'impiego di circa 11.000 metri quadri di vetrate isolanti, sagomate, piane curve, balaustre e rivestimenti in alluminio, che serviranno a dare un abito di design alla nuova struttura multimodale che collegherà due aree di Mons attualmente disconnesse, l'area residenziale, meno densa a nord con la città storica, a sud. La nuova opera ospiterà una stazione passerella larga 15 metri e alta 16, al cui interno ci saranno servizi, un asilo nido ed esercizi commerciali a disposizione degli oltre 100.000 passeggeri settimanali previsti. La conclusione dei lavori è attesa per marzo 2023. La commessa, caratterizzata da una grande complessità in fase progettuale ed esecutiva, conferma la continuativa collaborazione tra Cimolai e Santiago Calatrava, architetto di fama internazionale, con cui il gruppo ha già realizzato opere iconiche come la stazione di Reggio Emilia o il World Trade Center Transportation Hub di New York, sfidando, allora come adesso, geometrie complesse ricercate. Una partnership prestigiosa che fa seguito a quella rinnovata di recente con Renzo Piano, con cui Cimolai Architectural sta realizzando il progetto Mare Terra nel Principato di Monaco. È targata Università di Udine la nuova soluzione in grado di incrementare l'efficienza del sistema di ricarica wireless che Google adotterà per la prossima generazione di cellulari entro 1 o 2 anni. Il sistema è stato ideato e studiato e messo a punto dagli studenti dei corsi di laurea in ingegneria elettronica dell'Ateneo Friulano. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito della ricerca dedicata allo studio di nuovi sistemi più efficienti di ricarica wireless, finanziata nel 2019 all'Università di Udine da Google per 80.000 euro. La nuova Alpe Adria si arricchisce di partner. Oggi a Villa Russiz di Capriva è stato siglato l'accordo di collaborazione con l'ente camerale dell'Alto Adige. Definire i percorsi di ripresa post-pandemici con l'aggiornamento e l'integrazione del programma strategico predisposto dalla segreteria tecnica della Camera dell'Economia della Carinzia. È quanto si prefigge il network delle Camere di Commercio della Nuova Alpe Adria, al quale oggi si è unito anche l'ente camerale dell'Alto Adige. Il gruppo, che rappresenta i sistemi camerali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Stiria, Slovenia, Croazia e da oggi appunto l'Alto Adige, guarda a una programmazione nel breve periodo all'interno dei fondi europei di sviluppo regionale e punta a far sì che le Camere della Nuova Alpe Adria siano inserite all'interno dei gruppi di lavoro europei sulle strategie transnazionali. Oggi con il Recovery Fund c'è una grande opportunità per queste Camere della Nuova Alpe Adria. Rappresentiamo 850.000 imprese di questi territori, vogliamo contare nell'uso dei fondi europei per la rinascita dei nostri territori e per cui attraverso Eurochamber, il nostro gruppo di Camere a Bruxelles,
avremo dei contatti per portare avanti tutte quelle problematiche in cui siamo dati oggi scopo. Lo sviluppo delle relazioni tra le imprese di vari paesi che vanno attraverso partnership tecnologiche ma anche e soprattutto commerciali, che sono quelle che di più piacciono alle nostre imprese, non può a nostro avviso che avvenire in maniera migliore nell'ambito di una cornice istituzionale. These things are working. Jürgen Mandl, presidente della Camera dell'Economia Carinziana, sostiene che il gruppo ora è maggiormente rappresentativo e punta ad avere più peso nelle decisioni della Comunità Europea. Elisabetta Marioni è ufficialmente il nuovo assessore all'istruzione del Comune di Udine. Nuovo assessore all'istruzione al Comune di Udine, Elisabetta Marioni, che lascia il suo posto in Consiglio Comunale a Giulia Agostinelli. Le altre deleghe, che erano affidate a Asia Battaglia, al momento sono seguite dal sindaco Fontanini. Tra i primi impegni di Elisabetta Marioni, i controlli alla refezione scolastica. Sono avvenuti una serie di cambiamenti, è subentrata appunto la CAMST e io mi auguro che quest'anno il servizio non abbia problemi. Naturalmente i controlli proseguiranno davvero saranno molto stringenti anche da parte naturalmente della famiglia e della commissione mensa, ecco, perché è giusto che ci siano i controlli. Io mi auguro, ripeto, che tutto proceda per il meglio, ecco, però non c'è solo il servizio mensa, ci sono anche altri servizi educativi, un complesso, no, di servizi. Dal 27 inizierà il doposcuola. È importante, fondamentale, con obiettivo fondamentale mantenere sempre aperto il dialogo con le famiglie e soprattutto l'ascolto. Ecco, io penso dialogo e ascolto siano i due punti fondamentali, i miei obiettivi, ecco, fondamentali. Poi naturalmente voglio dare nuovo slancio al settore, ecco, dell'istruzione e soprattutto fare in modo che i servizi siano all'altezza delle richieste naturalmente delle famiglie. Un paio di notizie di cronaca prima di chiudere. Probabilmente un cortocircuito è stato alla base di un principio di incendio con molto fumo alla pasticceria Delizia di Porcia questo pomeriggio. Il locale era chiuso per turno di riposo, nessuno è rimasto ferito, solo la sorella del titolare, spaventata, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e una parapendista di 42 anni di nazionalità polacca questo pomeriggio è precipitata dopo il decollo dal Monte Valinis in comune di Meduno ed è rimasta impigliata con la vela tra i rami di un albero a 12 metri d'altezza dal suolo. È salva. Noi ci fermiamo qui, tra poco appuntamento con l'informazione sportiva, con gli occhi naturalmente puntati sull'impegno di campionato che vedrà protagonista l'Udinese questa sera nella sfida da primato contro il Napoli, appuntamento con poltronissima a partire dalle 20:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.